Cos'è successo a questo micio? Niente, stavo passeggiando qui dietro con i miei cani e ho visto una macchina fermarsi e una cosa buttata giù. Siccome buttano sempre immondizie, pensavo fossero quelle. Poi ho sentito sto miagolio, perciò ho chiamato il mio amico Paolo, sono venuta a prendere la gabbia a trappola, siamo stati lì un po' di ore, tante. Il gattino era disidratato perché con sto caldo. Comunque siamo riusciti a prenderlo. Se non ci fosse stata la signora Fiorenza, questo micio non sarebbe certamente qui. Lo avevano lanciato da un'auto in corsa nella zona fra Bassano e Romano de Zelino e la bestiola è già fortunata a non essere morta nell'impatto con il suolo. Fine che purtroppo hanno fatto molti altri gattini negli ultimi giorni. Purtroppo è una brutta abitudine di delinquenti che... Cioè io dico, uno non deve per forza amare gli animali, però se li prende se ne deve prendere cura. Per sterilizzare una gattina il costo non è che sia il costo di una pizza, insomma. A questo punto è d'obbligo un consiglio perché si trova a gestire una gravidanza felina indesiderata. Darei un consiglio di sterilizzare le gatte. Adesso facciamo una conferenza con i sindaci perché l'ASL non sterilizza più nemmeno le colonie. E lei capisce che dove ci sono femmine e nel giro di 2 anni diventano 200. Questo è il gattino che è stato salvato. Ci chiediamo con che cuore si possa lanciare un animale fuori da una macchina in corsa. Fiorenza sta cercando una famiglia per questo splendido gattino. Se volete contattarla potete trovarla al numero in sovrimpressione.